Tre tragedie della strada in poche ore nel Veneto, 2 vittime stamane nel Bellunese e nel Trevigiano, ieri sera nel Veronese auto contro scooter, morto un giovane centauro di 19 anni. Una bambina della Riviera del Brenta ricoverata in gravi condizioni nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova, avrebbe contratto un'infezione virale la scorsa estate durante un campo scuola in Trentino. La rottura dell'alleanza fra Lega e Forza Italia dopo le liti sui candidati tra Treviso, Vicenza e Sandona di Piave, un terremoto che scuote il centrodestra veneto. 40enne vicentina denuncia ai carabinieri di essere stata rapita e violentata da uno straniero in un boschetto, ma è giallo sulla vicenda. Allerta meteo per domani in Veneto, in arrivo nubifragi e forte vento, anche la neve prevista a 1300 metri. Cerimonia in tutto il Veneto per il 4 novembre, nell'anno del centenario della disfatta di Caporetto, l'omaggio e il ricordo dei soldati morti nella Grande Guerra. Un'app per condividere tra più utenti il giro in laguna, risparmiando l'idea di 2 gondolieri veneziani. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri notiziari che si apre, come avete visto e sentito dai titoli, con la cronaca di 3 tragedie sulle strade del Veneto, purtroppo una piaga che non si ferma. Le ultime 2 accadute questa mattina, a poche ore di distanza l'una dall'altra, a Conegliano nel Trevigiano, poco prima delle 10 un ciclista ha perso la vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio e da prima ricostruzioni apprese sul posto pare che l'uomo stesse percorrendo via Lourdes in sera la bicicletta quando sarebbe stato centrato dalla portiera di un'auto parcheggiata lungo la strada. Il conducente non avrebbe visto arrivare il ciclista, aprendo la portiera l'avrebbe fatto scaraventare a terra, un impatto terribile sull'asfalto, e purtroppo il ciclista, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morto. Quasi alla stessa ora invece nel Bellunese, tra i comuni di Ponte delle Alpi e Possa dal Pago, un automobilista, anche qui le generalità della vittima non sono ancora rese note, ha perso la vita nella fuoriuscita autonoma della sua vettura. I testimoni che hanno assistito al dramma hanno chiamato subito il 118 e i carabinieri della zona. È arrivato anche l'elisoccorso del SUE, ma purtroppo al personale medico non è rimasto altro che constatare il decesso dell'automobilista. Queste le 2 tragedie di stamattina, ma ieri sera c'era già stata un'altra terribile tragedia, vittima un ragazzo di 19 anni, Manuel Verdolin. Siamo a San Giovanni Lupatotto, in un tratto di strada che il ragazzo aveva percorso molte volte prima di allora e stava rincasando quando si è schiantato contro una Seat Leon. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. E adesso continuiamo con la cronaca che ci porta nella Riviera del Brenta. Siamo nel Veneziano con una bambina che è ricoverata in gravi condizioni al reparto di pediatria dell'ospedale di Padova perché avrebbe contratto un'infezione virale molto grave in un campo scuola estivo quest'estate in Trentino. Ha contratto l'Escherichia coli nella forma più grave, le sue condizioni di salute sono preoccupanti. Parliamo di una bambina della Riviera del Brenta che si trova ricoverata nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova per le conseguenze del virus che si sarebbe manifestato nella forma più aggressiva. Secondo quanto riferisce il Gazzettino, la piccola ha iniziato a manifestare i sintomi dell'infezione la scorsa estate al rientro da un campo scuola organizzato dalla parrocchia. Una settimana di escursioni alle quali hanno partecipato anche alcuni genitori. Al suo rientro a casa però la bambina ha accusato gravi malesseri che sono stati ricondotti all'Escherichia coli dopo gli accertamenti eseguiti nella struttura pediatrica ospedaliera di Padova. Le informazioni sanitarie apprese in rete riferiscono che l'infezione da Escherichia coli può provenire da acqua o cibo contaminati, soprattutto da alimenti come frutta e verdura che vengono spesso consumati crudi, latte non pastorizzato e carne non cotta, ma anche tramite il contatto da persona a persona, soprattutto quando i soggetti infetti non si lavano correttamente le mani. La comunità dove vive la famiglia della piccola è in apprensione. L'auspicio è che le cure specialistiche possano riportarla al più presto a condurre una vita serena. Lasciamo adesso per un attimo la cronaca per parlare di politica. Da ieri la guerra ufficiale tra Forza Italia
e Lega non solo nei comuni dove si andrà al voto, quindi parliamo di Treviso, di Vicenza, di San Donato di Piave, ma a quanto pare, stando a quanto dice la Lega Nord, anche in tutto il territorio della regione. La guerra tra i candidati, tra Forza Italia e Lega, che spacca il centrodestra veneto. La Lega pensa di poter candidare ovunque propri esponenti, faccia pure, però se lo fa la Lega legittimamente potremmo fare altrettanto noi. Da Treviso a San Donà, forse anche a Vicenza, salta l'alleanza del centrodestra per le amministrative del 2018. Ieri il balzo in avanti di Forza Italia, che ha presentato proprie candidature, giudicando di fatto inadeguati i candidati dell'ormai ex alleato, la Lega. Noi riteniamo siano migliori, più titolati, più adeguati a questa candidatura e a questo passaggio elettorale altri candidati che non quelli a cui la Lega sta guardando. Immediata la reazione del Carroccio, con il segretario veneto Gian Antonio D'Arè che parla di dichiarazione di guerra, e se vogliono la guerra, continua, che guerra sia. Insomma, la Lega è pronta a correre da sola, a partire da Treviso, il comune dove le conseguenze della rottura dell'alleanza sono più eclatanti. Forza Italia ha ufficializzato il nome di Andrea De Checchi, ex assessore della giunta Gobbo Gentilini, come candidato sindaco del capoluogo della Marca, e ad appoggiarlo ci sono anche tutta una serie di liste di area moderata e cattolica, oltre, ed è qui il nodo dello scontro, alla lista che fa capo allo sceriffo Giancarlo Gentilini, che sarebbe già pronto a girare le spalle una volta per tutte alla Lega. E l'ira del Carroccio non è tardata a farsi sentire. La prossima settimana, probabilmente giovedì, verrà ufficializzato alla presenza di Salvini il candidato sindaco della Lega. Viene dato per certo Mario Conte, capogruppo a Palazzo dei 300, probabilmente affiancato dall'ex parlamentare Mauro Michelonna, ma a cascata le conseguenze della rottura dell'alleanza, che nella Marca ha portato il centrodestra alla guida di numerosi comuni, potrebbe farsi sentire a partire proprio da Conegliano, dove con l'appoggio della Lega è stato eletto a primavera il coordinatore azzurro Fabio Chies. E se Forza Italia non esclude apparentemente al secondo turno, considerando la prima tornata come una sorta di primarie del centrodestra, il Carroccio non ne vuole nemmeno sentir parlare. Li escludo già a priori gli apparentamenti, perché un accordo che va avanti e che ha trovato conforto in 3 anni di buona amministrazione nella provincia di Treviso non può essere fatto saltare a 6 mesi dalle elezioni per poi essere riproposto negli ultimi 15 giorni. Sarebbe una presa in giro nei confronti degli elettori. Torniamo adesso alla cronaca e torniamo a parlare di sicurezza stradale, con un pirata che è stato individuato dalla polizia locale a Treviso. Il particolare davvero singolare è che questo pirata era stato denunciato, che è stato fermato dalla polizia locale, è il vicino di casa di un'altra persona che aveva commesso lo stesso reato. Pensava di averla fatta franca dopo aver provocato un incidente alla guida della sua BMW, scappando poi senza prestare soccorso. Ma uno degli automobilisti coinvolti nel sinistro, una donna, è riuscito a leggere la targa della macchina in fuga. Questo dettaglio, assieme all'immagine della telecamera di sorveglianza in zona, ha permesso di rintracciare e denunciare l'uomo che il 31 ottobre scorso si era reso protagonista del sinistro, zona San Liberale Treviso, con 2 auto gravemente danneggiate e feriti fortunatamente non gravi. Convocato al comando della polizia locale, si è visto ritirare la patente, che sarà sospesa dal prefetto per un periodo fino a 2 mesi, decurtare di 14 punti la patente e comminare sanzioni per quasi 500 euro. Incredibile coincidenza, il responsabile è il vicino di casa di un altro automobilista che 2 settimane fa aveva travolto un anziano ciclista, poi ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. I sistemi di videosorveglianza aumentati in città negli ultimi anni e dedicati proprio espressamente al controllo della viabilità si stanno sempre più rilevando uno strumento fondamentale per contrastare questo fenomeno. Solo nel 2017, attraverso i sistemi di analisi del traffico, sono stati individuati 10 pirati della strada. E sempre di strade parliamo, e sempre nella Marca, con un inseguimento rocambolesco da film ieri sera a Villorba. Fuga a folle velocità, una scena da film in serata lungo la Ponte Bana a Villorba, con un rocambolesco inseguimento che ha visto protagonisti i carabinieri e una Volvo rubata. Il sistema automatico di rilevamento delle targhe ha fatto capire ai militari che quel mezzo, che procedeva da Spresiano verso Treviso, era stato rubato. Ne è nato un inseguimento con l'auto del fuggitivo lanciata a tutta velocità, con sorpassi pericolosissimi nel bel mezzo del traffico di punta. La Volvo è riuscita a dileguarsi mentre la Gazzella ha finito la sua corsa tamponando un altro veicolo.
illesi sia militari a bordo che l'automobilista coinvolto suo malgrado. Sul posto sono giunte le ambulanze del SUEM 118 e i vigili del fuoco che hanno avuto il delicato compito di ripulire la strada inondata di olio. Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona. Nel Vicentino adesso con un giallo le indagini dei carabinieri dopo la denuncia pesante e terribile di una donna. Ci dice tutto in collegamento telefonico il nostro Carlo Inghilleri. Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Monte di Malo, nel Vicentino, dove una quarantenne ha denunciato di essere stata rapita e violentata. Ai carabinieri ha raccontato di essere stata aggredita da un uomo dalla pelle scura, uno straniero, che l'avrebbe trascinata nel parco, nella frazione di Priabona, dove poi si sarebbe consumata la violenza. Una denuncia pesante, ma la ricostruzione, secondo i militari, è piena di ombre, per cui insomma le indagini sono ancora in corso per fare chiarezza. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Indagini dunque che proseguiranno nelle prossime ore per cercare di dipanare la matassa di questo giallo. Parliamo adesso invece del 4 novembre, ci sono una giornata di memoria, di ricordo, di celebrazioni, quella di oggi in tutto il Veneto, tante le cerimonie nella regione, come vediamo ad esempio nelle immagini di questa mattina a Fagarè di San Biagio di Callalta, a Vittorio Veneto, a Treviso, non solo, ovviamente in tutte le città del Veneto, particolarmente sentita ovviamente la ricorrenza, soprattutto in questi anni in cui si ricorda il centenario della Grande Guerra, ovviamente nella Marca trevigiana, il ricordo ancora più pregnante e ovviamente con le celebrazioni di questa mattina e della giornata che vi racconteremo poi questa sera nel corso dei nostri notiziari, parlando appunto della celebrazione, della festa e del ricordo dei caduti della Grande Guerra. E a proposito di Grande Guerra, a proposito delle celebrazioni, a proposito della festa del 4 novembre, c'è anche da Padova l'appello in questi giorni per riabilitare la figura di un artigliere, l'artigliere Ruffini, un giovane soldato che morì durante la Grande Guerra e morì in modo assurdo, morì per un sigaro. 5 soldati stilizzati in ferro puntano l'arma, li senti quasi sparare. È stata posizionata qualche ora fa a Noventa Padovana l'installazione donata dall'artista Luca Volpato. Nel muro di casa Suppiei restano 5 fori di fucile. Alle 16 di 100 anni fa, voltato di schiena, guardava quel muro un giovane uomo. Si chiamava Alessandro Ruffini, stava rientrando dalla Carnia con il suo battaglione dopo la disfatta di Caporetto. Era fermo, fumava un sigaro, quando il 3 novembre 1917 passava di lì il generale Andrea Graziani. Non tolse quel sigaro dalla bocca, per questo l'alto ufficiale ordinò che venisse fucilato sul posto per insubordinazione. Fece molto scalpore, ne fu fatta addirittura una commissione parlamentare, tutto trasse origine da un articolo dell'Avanti che riportava appunto che in questo caseggiato chiamato Casa Suppiei vi era stata la fucilazione del soldato Alessandro Ruffini da Castelfidardo. Domenica 5 novembre in Piazza Europa a Noventa Padovana Alessandro Ruffini sarà ricordato nell'occasione della scopertura della nuova lapide e dell'inaugurazione del monumento. Ci saranno anche i familiari del giovane artigliere che arriveranno da Castelfidardo nelle Marche. Intanto il sindaco ha avviato una petizione. Stiamo raccogliendo un bel numero di firme anche, che manterremo al Presidente della Repubblica Mattarella, proprio perché ci sia come dire, una riedizione storica di quello che è successo, che ridia dignità all'uomo Alessandro Ruffini. Non un eroe Alessandro Ruffini, un uomo che aveva fatto il suo dovere, aveva combattuto per la patria, stava con fatica elaborando la disfatta e forse il generale, il suo sigaro in bocca e tanti pensieri in testa, non l'aveva neppure visto. E noi riteniamo che elementi di piccola storia possano invece dare il senso della grande storia, di cosa è stata la storia degli uomini e ricordarlo soprattutto alle nuove generazioni.
Ancora la cronaca: in gravi condizioni all'ospedale di Belluno un agricoltore della Valle di Zoldo che è stato travolto stamane da una rotoballa di fieno. L'uomo stava lavorando nel campo quando, per cause da accertare, è stato centrato dall'enorme massa di fieno che si presume non fosse ancorata al suolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Forno di Zoldo e il personale dell'ospedale di Belluno per gli accertamenti del caso. Ed ora il braccio di ferro sempre più rovente tra Regione e medici, con lo sciopero e la serrata degli ambulatori che sta per scattare l'8 e il 9 novembre, un braccio di ferro che dura ormai da mesi. In mezzo ci sono loro, gli utenti, i cittadini. Sentiamo cosa ne pensano. Giuro di perseguire la difesa della tutela della salute fisica dell'uomo, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno ogni mio atto professionale. È un passaggio del famoso giuramento di Ippocrate, passaggio obbligato dei neomedici, un giuramento che però per 2 giorni al mese da qui a maggio, si inizia i prossimi 8 e 9 novembre, verrà disatteso dai medici di base veneti che hanno deciso di incrociare le braccia, ambulatori chiusi, e per tutelare i loro interessi in crisi saranno messe le fasce più deboli, per non parlare dei 40.000 malati cronici veneti curati a domicilio dai medici di famiglia. Mi sembra una cosa sconveniente, proprio del tutto sconveniente. Se l'ambulatorio è chiuso si andrà tutti in ospedale. Che dobbiamo fare? Speriamo che qualche cosa cambi in meglio, che questo nostro discorso serva. Vergognoso, perché insomma il medico dovrebbe fare la missione, non una professione a sfondo di lucro, anche perché oggi penso che i medici non lavorano più come una volta. Ambulatori chiusi. E cosa possiamo fare? Si va al pronto soccorso, non è la prima volta che mi succede. Non c'è più rispetto per gli anziani. Non mi sembra una bella trovata. Male, molto male direi. Un po' tragica la situazione, direi. Vedo neanch'io la chiusura. Eppure lo fanno. Lo so. E la gente cosa è costretta a fare? Andare in pronto soccorso? È costretta ad andare in pronto soccorso a quel punto lì. Mi posso astenere la risposta? Grazie. C'è preoccupazione dunque degli utenti per quanto accadrà la prossima settimana e ci sarà preoccupazione, cioè quantomeno l'allerta della Regione su quanto invece verrà domani a livello meteorologico, perché sono previsti forti nubifragi e anche il vento. Sentiamo gli esperti. Potrebbe piovere, cadere quasi la metà della quantità di pioggia che normalmente si ha in tutto il mese di novembre. L'allerta meteo è in arrivo, lo conferma il meteorologo Giancarlo Iannicelli. C'è una precipitazione molto abbondante, quindi ma a questo tipo di comportamento ormai il tempo ci ha abituato, questo è il nuovo clima, tanti mesi, addirittura tante settimane senza precipitazione e poi poche ore con tanta precipitazione. Questo crea qualche problema perché intanto il terreno è molto arido, quindi rifiuta la pioggia, quindi scorre velocemente e si accumula magari fino a creare problemi. La Regione ha già diffuso lo stato di attenzione per tutto il territorio, con particolare attenzione per le zone pedemontane e montane dove è prevista anche la neve. Domenica bisogna stare attenti anche a qualche rinforzo di vento che localmente sarà intenso e cominciano, ma questo anche finalmente, le nevicate in montagna naturalmente. Le prime nevicate le potremo avere sabato, domenica mattina a quota 1700-1800, però domenica, lunedì scende la quota, si abbassano le temperature, quindi intorno ai 1200-1300 metri. Ma il tempo che durerà almeno fino a martedì. Domenica, lunedì, martedì ancora con precipitazioni, però il momento critico è domenica, lunedì e martedì dovrebbe essere già un tipo di precipitazione molto meno intensa e molto più intervallata, quindi lascerà anche spazi di non pioggia. Mercoledì avremo un intervallo e poi ancora giovedì e venerdì ancora con una situazione di instabilità, ripeto, non intensa, quindi si calma lentamente la situazione e poi sabato e domenica, ma poi confermeremo, addirittura si prevede tempo bello, tempo addirittura domenica prossima soleggiato. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi andremo a Venezia in gondola. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, subito a Venezia allora, dove parte un servizio, una app davvero particolare.
Risparmiare sui costi esorbitanti di un giro in gondola condividendo l'esperienza con altri turisti. La pratica a Venezia è in uso da anni, ma è resa difficoltosa dalle barriere linguistiche e dalla mancanza di informazioni tra i visitatori della città. Al problema prova a ovviare l'invenzione di 2 gondolieri, una app dedicata alla condivisione delle gondole e dei taxi acqui nella città storica. Lo scopo del servizio, sostengono i suoi inventori, non è solo favorire i turisti, ma anche i residenti che in alcuni periodi dell'anno sono assediati dalle code che si formano agli imbarchi dei vaporetti. Se riuscissimo a convincere le persone che visitano Venezia a usare il taxi condiviso, anche i veneziani ne beneficerebbero perché verrebbe diluito il flusso turistico nei punti caldi della città. Il risparmio di tempo e denaro per i turisti sarebbe enorme, concludono gli ideatori dell'app, e il minor numero di imbarcazioni in circolazione favorirebbe un traffico acqueo più ordinato. Gli appassionati, e soprattutto le appassionate di soap opera, la conoscono come Brooke. Lei è Catherine Kelly Lang, attrice dell'Eterno Beautiful. Non è solo attrice, però è anche una appassionata sportiva, anche di sport estremi. Ha scelto il Veneto per allenarsi. Si allena a Cittadella l'attrice americana Catherine Kelly Lang, ma tutti la conoscono più per il personaggio di Brooke Logan di Beautiful, che interpreta da ben 30 anni. La star della soap opera più vista al mondo, alla faccia dei 56 anni, sta seguendo nelle campagne padovane la preparazione atletica per affrontare le prove dell'Ironman, una specialità che prevede 4 km di nuoto, oltre 180 in bici più la corsa della maratona. Per prepararsi a questa gara massacrante, Brooke, come altre star di Hollywood, si è affidata ad un personal trainer padovano con una serie di allenamenti per incrementare la forza fisica, ma anche la concentrazione mentale per affrontare una disciplina così pesante. Siamo in chiusura, vi ricordo che per restare sempre connessi con le informazioni di Antenna 3 c'è l'applicazione per telefonini e tablet di ultima generazione, tutta Antenna 3 a portata di un click, dallo streaming in diretta alle nostre produzioni e servizi di tutti i telegiornali. Basta scaricare dal Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3 staccato, è tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e condividere i file dei servizi TG o degli approfondimenti, quindi 20:10, le voci del mattino, ore 13, tutto a vostra disposizione, basta il click sul vostro telefonino con questa app. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Più nubi quest'oggi, anche con qualche fenomeno a carattere sparso. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto e con locale pioviggine associata. Peggioramento poi nel corso della serata e della nottata. Diamo uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra i 12 e i 15 gradi, i valori minimi oscillanti tra i 7 e gli 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con possibile pioviggine, meno probabile però sul Triestino. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra i 13 e i 14 gradi, mentre le minime oscilleranno tra i 9 e gli 11 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui aumento della copertura nuvolosa con maggiori spazi soleggiati però sull'Alto Adige. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra i 16 e i 18 gradi, minime sui 7 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da sud-est, localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.